Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Alle 10 di oggi quindi il governo di Giorgia Meloni ha giurato davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia si è svolta in maniera sobria come richiesto dal protocollo. Terzo a giurare, lo vedete qui nelle immagini, è stato Luca Ciriani, neoministro dei rapporti con il Parlamento. Uomo di fiducia di Giorgia Meloni, è stato capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato nella scorsa legislatura. Pordenonese, 55 anni, ha militato sempre nella destra, Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale, il PDL e poi Fratelli d'Italia. I gradini della politica se li ha fatti uno a uno, dalla militanza universitaria al Consiglio Comunale e poi quello regionale. In Friuli Venezia Giulia è stato assessore, quindi vicepresidente con il presidente Renzo Tondo. Il fratello Alessandro, da 3 anni più giovane, anche lui è di Fratelli d'Italia, è sindaco attuale di Pordenone. Allora sentiamo il giuramento di Luca Ciriani. Il senatore Luca Ciriani, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dopo 33 anni, quindi dopo Giorgio Santuz, quindi il Friuli ha un suo ministro, addirittura dal 47 che non ce l'aveva, la zona del Pordenonese. La conferenza delle regioni, nell'augurare buon lavoro al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri del nuovo governo, rinnova la disponibilità per una proficua collaborazione con l'esecutivo, a dirlo Massimiliano Federica, Presidente della Regione, ma anche Presidente della conferenza delle regioni. Intendiamo condividere le responsabilità e le sfide che il nostro Paese ha di fronte, consapevole che insieme le istituzioni possono superare le difficoltà, affrontare passaggi fondamentali. Per questo, dice Federica, ho convocato lunedì 24 la conferenza delle regioni per discutere un'agenda di priorità da inviare. Dopo la fiducia delle Camere siamo pronti a lavorare con il nuovo governo secondo la leale collaborazione e cooperazione istituzionale. E ora andiamo a Udine, c'è una svolta nel caso delle inchieste delle mense, è stata archiviata dopo 1 anno e mezzo la posizione dell'ex assessore Elisa Asia Battaglia. L'indagine comunque a carico dell'azienda che aveva fornito i pasti nelle scuole continua, sentiamo. Per me è importante sottolineare la mia innocenza, la mia estraneità ai fatti, l'ho sempre saputo all'interno di me stessa, però insomma anche la magistratura ha fatto correttamente il suo lavoro e dopo 2 anni quasi di scrupolose indagini siamo arrivati a questo punto e non posso che esserne felice. Sicuramente posso tirare un forte sospiro di sollievo oggi perché si chiude un brutto capitolo della mia vita sia come amministratore pubblico ma anche la mia vita personale, per cui finalmente un sospiro di sollievo. È stato un anno difficile, è stato un anno duro, cerco di trarne però gli aspetti positivi, sicuramente ne esco più forte. La Procura e il Tribunale finalmente hanno stabilito che il Comune e quindi anche l'ex assessore Battaglia hanno agito secondo le regole e quindi la loro posizione viene automaticamente stralciata da quella indagine e finalmente archiviata. E si chiude questa vicenda per Asia Battaglia. Dal punto di vista umano e professionale sono contentissima. Spero che lei possa riprendere il suo percorso da dove si è interrotto. A Udine scatta l'obbligo delle porte chiuse per bar e negozi con l'ordinanza firmata ieri dal sindaco Pietro Fontanini che entrerà in vigore dal lunedì. Una misura adottata per ridurre i consumi e limitare le emissioni inquinanti, ma fa discutere gli esercizi del centro che rischiano anche fino a 500 euro di multa. Sentiamo.
Alla luce dell'aggravarsi dell'emergenza energetica che da mesi sta colpendo famiglie e attività commerciali, il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha firmato oggi un'ordinanza nella quale stabilisce che da lunedì 24 ottobre, giornata in cui è prevista l'accensione del riscaldamento, al 31 marzo a Udine ci sarà l'obbligo per bar e negozi di tenere chiuse le porte d'ingresso affacciate sulla strada. Con tale misura, spiega il sindaco, oltre a ridurre i consumi si vuole limitare le emissioni di inquinanti dell'atmosfera e allo stesso tempo fare in modo che certe buone pratiche di risparmio energetico diventino la norma. Una misura che fa discutere gli esercenti del centro. Penso che ognuno sappia regolarsi nel proprio esercizio. Qualsiasi cosa possa essere utile in un momento complicato come questo per la gestione delle fonti energetiche, faremo la nostra parte. Io mi trovo d'accordo sul fatto di chiuderla per lasciare le porte aperte d'inverno con l'aria che funziona, mi sembra una follia, da sempre. Per motivi di Covid noi abbiamo sempre tenuto ventilato, quindi abbiamo sempre mantenuto le 2 porte aperte in modo da creare giro d'aria. Nel mio caso, ad esempio, la vetrina fa molto riflesso con la strada e se io non tengo la porta aperta il negozio sembra proprio chiuso. Onestamente mi trovo un po' in disaccordo. Se le temperature, ribadisco, cambiano, forse c'è ragione. In questo momento lo trovo fuori luogo. La sanità passa attraverso la medicina di territorio, corredata non solo da strutture ma anche dalla telemedicina e soprattutto dai medici di famiglia. Il tema è al centro di una giornata dedicata alla formazione sull'applicazione dei modelli standard dell'assistenza territoriale. Sentiamo. Strutture, posti letto, case della comunità sono alcuni dei punti fondamentali dell'assistenza sanitaria sul territorio. La Regione sta ragionando sulla centrale operativa unica territoriale e punta sulla telemedicina, che avrà un ruolo importante per il quale sarà indispensabile l'alfabetizzazione digitale sia per i professionisti che per le persone, in modo particolare quelle anziane. Nel quadro si inserisce anche la risoluzione dei problemi legati alla carenza di medici di base. La frontiera del medico di medicina generale è il primo punto di difficoltà. Noi abbiamo aumentato anche il numero delle borse di studio, vediamo che c'è una certa, così, c'è un po' un approccio tiepido da parte dei giovani alla medicina generale, anche se va riconosciuto che quelli che scelgono di farla veramente stiamo notando dei ragazzi, dei professionisti che saranno grandi professionisti perché hanno voglia, sono molto determinati e io mi auguro che questa loro scelta si possa moltiplicare anche con altri professionisti che scelgono di fare questo lavoro, perché una delle grandi questioni aperte è proprio l'appropriatezza, cioè noi siamo costretti, il cittadino è costretto ad andare a chiedere risposte di salute in modo inappropriato perché non trova nel percorso quelle che sono le risposte che devono avere a partire dalla medicina generale. Ora parliamo di agricoltura. Un quintale di soia ad un agricoltore oggi viene pagato più 60 euro al quintale, oltre 30 per la stessa quantità di mais. In pochi mesi questi tipi di prodotti hanno visto raddoppiare il loro valore. Peccato che però siano raddoppiati anche i costi di sementi e concimi. La conferma arriva da un impianto di raccolta e di essiccazione di Remanzacco. Vola il prezzo per coltivare, volano i prezzi sul mercato di frumento, mais e soia. È un momento delicato per il comparto agricolo friulano che sta facendo i conti da una parte con l'aumento travolgente di sementi, concime e del gasolio per le macchine agricole, e dall'altra, vista la scarsità di materiale sul mercato mondiale, alcuni prodotti vengono particolarmente prezzati. La conferma arriva dal responsabile del centro cerealicolo di Remanzacco che a sua volta ha visto i costi di essiccatura andare alle stelle perché il gas è il carburante che serve per l'essiccazione. Abbiamo gli azottati che arrivano a oltre 100 euro al quintale, quindi per la prossima campagna i costi saranno ancora molto più alti di quelli di quest'anno. Per quello che riguarda i seminativi, la soia è sopra i 60 euro al quintale? La soia sì, 60-62 euro al quintale, il mais è sui 35 al momento attuale e il frumento sui 36 euro al quintale. Ma c'è un rovescio della medaglia. Nelle aree dove i terreni hanno pagato dazio per la siccità, le produzioni sono precipitate anche con 4 quintali a campo raccolti, dove invece, grazie all'impianto di irrigazione o a precipitazioni più consistenti, il raccolto si è salvato. A sinistra di Udine è quella più penalizzata perché non ci sono impianti di irrigazione fissi e gli unici, quelli della zona di Premariaco, quest'anno hanno avuto problemi con
per mancanza di acqua nelle falde. Stiamo ricevendo meno materiale, quest'anno avremo una diminuzione di oltre il 60% rispetto alla campagna passata. L'anno scorso abbiamo ricevuto circa 300.000 quintali di mais, quest'anno arriveremo a stento a 60-70. Il progetto per il nuovo centro di raccolta dei rifiuti urbani stilato dal Comune di Porcia è arrivato primo in Regione, aggiudicandosi un finanziamento da oltre 2 milioni di euro. La nuova area sarà ampia 4.000 metri quadrati e sorgerà in zona industriale. Un nuovo centro di raccolta dei rifiuti sorgerà a Porcia grazie a un finanziamento regionale di 2.120.000 euro, parte di un bando da 16 milioni in 3 anni a disposizione delle amministrazioni comunali. Un'ottima proposta del Comune di Porcia, che è arrivato primo in graduatoria in Regione, quindi una ecopiazzola importante che va nel senso dell'economia circolare, quindi andare a ridurre il minimo i rifiuti. Il nuovo centro di raccolta comunale andrà a sostituire quello esistente di Via del Platano, ormai datato, e porterà alla chiusura dell'impianto di gestione rifiuti. La nuova struttura, che sorgerà in zona industriale in via Pieve, sarà recintata con cipressi, illuminata e videosorvegliata H24. Passeremo da una piazzola vecchia che si sta utilizzando attualmente, che fa 500 metri quadrati di superficie inserita all'interno di un'area molto ristretta, ad un'area di 4.000 metri quadrati inserita in un terreno di proprietà più ampio di 12.000 che abbiamo acquistato recentemente come amministrazione, quindi siamo contenti di questo risultato. I cittadini potranno usufruire di una più grande comodità. L'amministrazione comunale ora avvierà l'iter progettuale, l'opera sarà completata entro 24 mesi. A Porcia è presente anche una discarica regionale dell'amianto su cui Scocimarro fa chiarezza. Le norme nazionali non permettevano nessun ampliamento. Queste norme sono cambiate da poco tempo e in accordo con il Ministero abbiamo dato la possibilità di ampliare oltre i limiti di legge esclusivamente utilizzando i rifiuti della nostra regione. L'Università di Udine ha proclamato i primi 3 laureati del corso magistrale di intelligenza artificiale e cyber security, un corso unico nel suo genere che unisce l'Ateneo Udinese e l'Università di Klagenfurt. Sono Renato Acampora di Pordenone, Alessio Fiorin di Vittorio Veneto e Magdalena Maria Solitro di Verona, i primi 3 laureati al corso Artificial Intelligence and Cyber Security, il corso magistrale in lingua inglese dedicato all'evoluzione delle intelligenze artificiali e delle sicurezza digitale. Si è imposta come una di quelle materie in cui c'è necessità di costruire sia attività di ricerca, ma sia anche attività di diffusione delle conoscenze, perché si creino, si costruiscano professionalità in grado di applicarle al meglio. Noi diciamo che la lunga tradizione, lunga per la nostra storia, insomma, tradizione che ha l'area informatica, si è evoluta naturalmente anche in questo ambito, creando non solo competenze appunto scientifiche, ma anche questi corsi di laurea. Ci sono comunque le tematiche di base in informatica, ma è particolarmente poi mirata verso le discipline dell'intelligenza artificiale, che ha tantissime sottodiscipline che vanno dal ragionamento automatico all'elaborazione di immagini, al natural language processing. E poi c'è la parte della cyber security, che è la seconda parte di questa laurea, che ha a che fare con tutte le tecniche matematiche e informatiche per la difesa, e impariamo anche quelle per l'attacco ai sistemi informatici che, soprattutto di questi tempi, insomma, rischiano di essere soggetti a degli attacchi hacker in ogni momento. E i 3 neolaureati, primi del loro corso, hanno già ottenuto altrettante borse di studio per dottorati di ricerca in Italia, Spagna e Austria. Allora, chiudiamo con la bella serata del Ceghedaccio che ieri si è svolta, il più grande evento dedicato alla musica anni 70, 80, 90, con tanta gente in pista, 3.000 persone, ieri sera al padiglione 6 della Fiera di Udine, dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia, il ritorno poi a maggio scorso, tanta gente, dicevamo, dal Veneto, dalla Slovenia e dalla Carinzia, e dietro la console come sempre lui, il re della serata, ovvero Renato Pontoni. A lui il compito di far suonare i dischi rigorosamente in vinile, facendo ballare il pubblico fino alle 1:30 di notte. Allora ascoltiamo un po' di musica proprio del Ceghedaccio. E
sulle note del Cegheraccio chiudiamo qui, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, ci vediamo questa sera alle ore 19. Grazie, arrivederci.